Angela, allora abbiamo visto l'ingresso, il corridoio, adesso siamo sopra, e qui ci sono le scale, adesso andiamo anche lì. Allora, io sono incuriosito da questa finestrella qua, cosa mi puoi dire su questa finestrella? Questa finestrella dobbiamo ricondurla a quelle attività del nuraghe casa, cioè del nuraghe Ah, sì, che è anche abitazione, no? Questa finestrella è il punto dal quale si attingeva il grano, l'orzo e comunque le derrate che erano custodite in un deposito che ha l'imboccatura dal piano superiore. Praticamente dentro questo muro c'è una sorta di silos, sì, un vero e proprio silos, che ha appunto l'imboccatura, quindi il punto dal quale venivano immesse le granaglie, era nella torre superiore. ho capito. Qui doveva esserci, immaginiamoci, uno sportellino e qui dovevano prendere il grano perché Questo è doveva essere, incredibile. qui avevano un bel cesto, Sì. no? Immaginiamocelo con un bel cesto. Venivano qua e impienavano il cesto. Riempivano il cesto e andavano. Io vi dico che sono sbalordito perché non avrei mai immaginato una risposta così, una spiegazione, avrei pensato magari a altre cose. Beh, Incredibile. nel nuraghe, Che appunto, questo, cioè, ah, puntualizziamo, e questo è in base ai tuoi studi e ritrovamenti che sono stati fatti sì, ma ora all'interno. andiamo su e lo vediamo. E adesso andiamo Vediamo su il e lo silo, vediamo. sì. Abbiamo anche calcolato quanto grano o orzo potessero essere contenuti qua. Fantastico. Quindi insomma è una quantità abbastanza considerevole. Andiamo a vederlo. Dentro il nuraghe, questo per chi ritiene che i nuraghi siano delle fortezze, dentro i nuraghi noi troviamo i materiali, come dicevo prima, della vita quotidiana, no? Sì. Insieme a particolari come questo che vi ho appena mostrato, pensiamo anche a tutti gli elementi di fuso che abbiamo trovato. Li abbiamo ritrovati qui dentro le sale che abbiamo visto, le camere dell'urario del piano inferiore, ma anche qui nel piano superiore. Allora noi ora abbiamo percorso la scala Sì. che dava appunto l'accesso al secondo piano. Qui dobbiamo immaginarlo coperto, Sì. coperto ad ogiva come quello di sotto. Proseguiamo. Ecco, da qui si domina Ecco, da un qui panorama. si vede la tua idea di quello che stavi Ecco. descrivendo prima, da qui si capisce È proprio un panorama che appunto che domina. domina, sì, esatto. Il nuraghe, come dicevo prima, è un punto di dominio ma anche di forte impatto visivo. Questo nuraghe è centrale rispetto a questa porzione dell'altipiano e qui intorno c'erano altri nuraghi. Lì dove vediamo quelle pale girare, Ah, sì. poco a sinistra c'è il nuraghe Limpas, poi qui diciamo in linea con il campanile, ma più verso il nuraghe c'è il nuraghe Nieddu. Poi continuiamo ad andare avanti e abbiamo Monte di Deu. Sì. Monte di Deu che ha il nuraghe Agno e poi sopra un altro nuraghe complesso che viene interpretato come muraglia nella bibliografia, ma in realtà è un nuraghe complesso. E poi nella collina subito a sinistra, che oggi è coperta dalle chiome degli alberi, c'è il nuraghe Budas. Quindi erano tutte a vista. Sì, tutti a vista. È proprio una organizzazione appunto del territorio, però è funzionale al controllo delle risorse Andiamo e a alla vedere produzione. Adesso andiamo a vedere su. Proprio. Quindi, diciamo, questo è un corridoio che dobbiamo immaginare chiuso a falsa ogiva, Sì. qui l'accesso Eccolo qua. ad una delle due torri superiori, ed eccola qua, ed ecco qua il silos, Eccoci qua. l'imboccatura del silos. Questo è incredibile. Non mi è mai capitato a nessun nuraghe di vedere questo. E più questa sorta di armadio a muro. Quindi Angela, praticamente
Loro qua mettevano il grano. Il grano lordo, purtroppo non si è conservato niente, però chiaramente è un silos. Noi ad esempio un silos bellissimo, molto grosso, lo hanno trovato al nuraghe a Rubio di Orroli, ma è costruito nel cortile, quindi Ho capito. autonomo rispetto Sì. alle murature dei nuraghe. Questo Questo invece all'interno. è costruito all'interno del nuraghe, all'interno delle murature del nuraghe. È incredibile, è la prima volta che vedo, infatti come hai detto te è proprio all'interno. Sì, sì. E qui avete trovato, diciamo, i sedimenti. Purtroppo sedimenti, No. il granito è terribile, il granito è molto acido, e quindi Sì. la terra che è molto acida e non si conserva praticamente niente. Allora, abbiamo fatto un giro sul nuraghe Maiori, fantastico insieme a te, ti ringrazio tantissimo, vi invito a venire a visitarlo perché è davvero incredibile e maestoso, è quello che, proprio la parola maestoso, non riduce nulla perché è incredibile questo nuraghe. Poi la vista, è una vista fantastica sull'Imbara, su tutto il paesaggio della Gallura qua di Agius, davvero bello. Ti rinnovo i complimenti perché ho capito tante cose che magari prima avevo dei dubbi, ma con te sei stata chiarissima spiegando, davvero complimenti. Io penso che ci rivedremo nuovamente con la dottoressa Angela Antona e chissà magari in qualche altro luogo per spiegarci come sai fare te, perché lo spieghi in una maniera davvero semplicissima, si riesce a capire anche per chi non è archeologo come me. Quindi vi saluto, ci vediamo su visitsardina.net, sui nostri portali, a presto, Grazie. grazie a te. Siamo qui adesso con Miriam Spano, che è la persona che gestisce le Nuraghe Maiori della Balares. Ok, allora Miriam, tu sei anche archeologa, Sì, sì, quindi sì, chi meglio di te anche può spiegarvi quando venite qui il Nuraghe Maiori, ci sarà lei che vi accoglie. Allora, in questo momento è visitabile, giusto? assolutamente sì. Nuraghe Maiori è gestito dal 2005 ed è visitabile tutti i giorni. Sì. Sì. Siete, mi pare, in autogestione, come si dice. Allora, no, è una società in autofinanziamento, In non abbiamo autofinanziamento. mai percepito nessun contributo o finanziamento pubblico. Quindi La... se ve lo spiego, in autogestione significa che loro non prendono soldi né dalla regione né dallo Stato, ma si basa, Assolutamente. nel loro lavoro si basa sulle visite che arrivano qui. Quindi venite in tanti perché, primo perché merita, è davvero, Grazie. questo nuraghe è maestoso e imponente, sul serio, quando poi salite su al piano superiore si domina tutta la valle di Assolutamente sì. Tempio di Agius in una Sì. maniera davvero incredibile. Il punto di forza poi di questo nuraghe, apprezzato dai visitatori, è il contesto naturalistico nel quale è inserito. I visitatori amano molto le querce da sughero, ad esempio. Proprio Sì. l'altro giorno è stata fatta un'estrazione dopo 14 anni Sì. e hanno apprezzato tantissimo. E soprattutto anche il lavoro di salvaguardia che abbiamo fatto negli anni perché degli habitat degli animali, perché devi sapere Sì. che in questo nuraghe abbiamo una nursery, è un unicum in Sardegna, una nursery di micropipistrellini che naturalmente stanno monitorando dal centro Pipistrelli Sardegna, perché io sono un'archeologa, altre Sì, ragazze certo. che collaborano con noi sono archeologhe e giustamente avevamo bisogno anche di Di un esperti che ci esperto. aiutassero. Quindi, per chi no, allora ve lo spiego di nuovo, potete venire con le famiglie, con i bambini, Sì, per vedere i assolutamente. pipistrelli piccolini così, giusto? Sì, I bambini sì, possono i bambini venire. sono bravissimi, stanno in religioso silenzio, si attengono proprio alle regole, no, di questo nuraghe e possono anche guardare, osservare le tantissime specie di volatili che noi abbiamo, perché consegniamo loro anche dei binocoli e Ho quindi capito. apprezzano molto. Infatti abbiamo a Nuraghe Maiori vengono tantissime famiglie e quindi anche bambini, no, che Allora, rallegrano sì, un po' anche, certo. anche la giornata. Quindi Sì. sono giornate da passare con la famiglia, moglie, bambini, venite qua, un posto naturale bellissimo, ve lo ripeto, e fate il giro dei nuraghi.
E poi anche i pipistrelli piccolini così che sono curiosissimi. Io prima li ho visti e sono davvero carini da vedere. Grazie mille. Che orari avete qua? Dalle 9:30 del mattino sino alle 19, orario continuato. Quindi praticamente tutto il giorno. Sì, assolutamente sì. Allora è facilissimo da raggiungere perché proprio passate per Tempio ve lo trovate davanti, quindi semplicissimo. Miriam è stupenda, è lei che vi accoglie, vi spiega il nuraghe in un modo incredibile. E quindi vi saluto, ti salutate Miriam, ti Grazie ringrazio mille a te dell'ospitalità. veramente, grazie a te per questa visita, E mi ha fatto un immenso piacere, davvero. Il piacere è tutto nostro. Vi saluto e ricordate, nuraghe maiori in Tempio, ok? Ciao a tutti. Grazie, grazie mille.